Una goccia in mezzo al mare, una goccia che servirà a far tornare ancora più bella la nostra montagna devastata dal maltempo di fine ottobre. A San Vendemiano, nelle mani del presidente Luca Zaia, sono stati consegnati 3 assegni, il primo di 20.000 euro, soldi raccolti da Azove. Azove sono bravi e dimostrano ancora l'attaccamento per il territorio, quindi grazie a Azove, grazie a tutti gli allevatori, a tutti coloro che comunque hanno contribuito a questa raccolta, che aiuta, è una goccia in un mare, però aiuta perché siamo in una condizione di estrema difficoltà. Sono oltre 2 milioni di euro raccolti attraverso il conto corrente della Regione. Faremo in modo che questi ormai abbiamo oltrepassato i 2 milioni di euro, che questi oltre 2 milioni di euro vengano dedicati a un intervento simbolo. Azove non è nuova a questi gesti di solidarietà. Credo da sempre Azove attenzione per queste emergenze, l'abbiamo fatto per le zone terremotate e la facciamo ben volentieri per il nostro territorio. Un contributo, dice il presidente, fatto con il cuore. Sì, sicuramente sì, non solo, ripeto, perché siamo in clima natalizio, ma proprio perché è nella cultura di Azove e del mondo della cooperazione dare una mano, un aiuto a chi purtroppo subisce queste devastazioni. Oltre all'Azove era presente anche l'imam del centro islamico di Susegana, che ha voluto contribuire raccogliendo dei fondi, un segnale importante. Di altissimo valore, fra l'altro, il centro islamico Emanet di Susegana, e qui c'è il presidente nonché imam, che versano per la nostra tragedia della montagna, quindi grazie di cuore. Ci sentiamo a casa nostra nel comune di Susegana e volevamo partecipare o dare qualcosa a quelli che hanno bisogno di più. Ed ancora il comune di Oderzo con un assegno di 13.145 euro, un'altra goccia nel mare che ridarà vita alla montagna.